Una nuova primavera in Borgo Stazione, nel quartiere multietnico e anche il più problematico di Udine? Non è un'utopia folle, ma una realtà che si può vedere già adesso passando per quel crocevia che è via Roma. Oggi è il 20 febbraio, siamo alle 11 in via Roma, come vedete le magnolie stanno prendendo corpo, sono in fiore, ovviamente queste sono le prime, ma nei prossimi giorni ci sarà la primavera di Borgo Stazione. E qui, malgrado la presenza fissa dei militari, c'è tanta voglia di normalità e anche aria di festa, perché la fioritura delle magnolie è l'annuncio dell'ormai imminente primavera che porterà ancora più vita in quella che è sicuramente la via più animata della città, anche se qui i volti, le lingue, le culture, il commercio stesso evocano e hanno importato su questi stessi marciapiedi universi, tradizioni lontane e forse non così tanto. Adesso come siamo vicino a primavera cerchiamo di fare tutto pulito, tutto bello, così siamo pronti al mese di primavera. Ed è proprio qui, non lontano dal barbiere Rashid, all'ombra di questo palazzo costruito nel 1935, progetto dell'architetto friulano Hermes Midena, che la nuova primavera di Borgo Stazione comincerà il 9 marzo con un grande evento. Nel quartiere più di qualcuno sta spargendo la voce, a tutte le ore, a cominciare dall'alba, quando al Palazzo della Stazione, quello costruito nel 1860 e da cui poi si è sviluppato tutto il quartiere, arrivano i giornali. E la propaganda comincia qui, dal bar di Kai, il cinese, che insieme al figlio Kai Fan Fang è un partner di questa festa che presentiamo per l'appunto proprio qui. In albanese mirdita, in italiano buongiorno. Ma oltre alle comunità immigrate, ad essere protagonisti della festa saranno i residenti storici. Sei venuto incontro? Carmen nel quartiere abita da una vita e quindi il programma della festa lo presentiamo a lei e a Fang, mentre aspettiamo che arrivi l'altro consulente. La Palma Nova e dopo un tabacchino da 73. Il tabacchino di? Civico? Via Roma. Via Roma. A che civico? Adesso c'è il cinese di fronte. Adesso dove c'è Luxury, il barbiere. E finalmente ci raggiunge il direttore artistico di una manifestazione che coprirà tutta la giornata, comincerà con un dibattito con i politici, continuerà con il pranzo, la passeggiata tra i negozi etnici, la passeggiata sotto le candide chiome delle magnolie che si svilupperà lungo un itinerario per stazioni e lo spettacolo finale sul marciapiede del Caffè Corinne di via Roma, dove ascolteremo le voci di tanti amici come Francis. Cosa fai oggi di bello? Che domenica va alla messa? La festa? Va bene, va bene. Metalmeccanico, dove? Sono a Via Udine come uno a Dita, che prima io ho fatto questo ufficio 11 anni a San Daniele. Via Roma, è bellissima e mi piace che la mia vita è tutto qua, Italia qua. Udine, speciale da Udine. È dunque semplicemente imperdibile questo appuntamento in un quartiere complesso ma ricchissimo che in quell'occasione, con la complicità delle magnolie di via Roma, saprà mostrare il suo volto migliore, quello più bello, come quello della stazione. Noi siamo sotto quella che ha più gemme sbocciate, siamo all'altezza di un kebab e le possiamo vedere qui.
Aspetta il dito, hai il dito Fatto sull'obiettivo, occhio.